Eder. Mech. Pallister. Anche in tutta la mia carriera ho visto suicidi col gas, col tubo, con i cagioni, bruciati, sotto il treno. Ne abbiamo viste, guarda, quegli anni in cui io mi sono occupato della cronaca, abbiamo visto di tutto di più. Ma una cosa così, ma una cosa così, ma una cosa così, ma una cosa così veramente distruttiva. E per me sarà una traccia indelebile nel mio cuore. Penso che non so. I famosi misteri di Sebastiano, una cosa così dà l'idea di non averla mai vista nonostante la sua lunga carriera, eppure lui è lì, non ha visto il corpo e non sa nemmeno se è Lilli. Avevamo passato una giornata splendida, in relax, 5 ore di sauna, piscina, relax, tablet. Quando Liliana è in sauna, come abbiamo visto, avvengono delle stranissime ricerche da un certo punto di vista anche poco femminili e ci siamo chiesti se ci fosse un secondo telefono, se ci fosse una seconda SIM, se per caso non le facesse Liliana. La risposta potrebbe avercela finalmente fornita Sebastiano, dicendo che in sauna avevano un tablet. In realtà non è un tablet ma è un iPad. Chi ha un iPad sa benissimo che avendo anche un iPhone, i due apparati messi sotto lo stesso account Apple si interfacciano, ovvero se voi mi chiamate sull'iPhone mi suona anche l'iPad e poi ovviamente posso installare WhatsApp sull'iPad e ricevere tutte le stesse chat che vengono scaricate dal telefono. Se a utilizzare i due apparati la stessa persona non cambia nulla, ma se i due apparati vengono utilizzati da persone differenti, ovviamente quello che utilizza l'iPad può conoscere delle informazioni relative a chi invece sta utilizzando l'iPhone. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.